Eccoci qua. Vediamo oggi chi sarà il dito più veloce del web. Vediamo un po' chi sarà il primo. Subito 3 persone. Oh, France, ciao bello. Complimenti, oggi sei il dito più veloce del web. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Ciao Stefano. Non mi esprimo, onde evitate porta sfiga, è meglio che me sto zitto, va. Ciao Marco, beato te Marco, goditela, goditela. Ciao Andrea, beh, è normale Giuseppe, penso sia normale. Ciao Fabri, ciao Candy, è normale che tu sia stanco Giuseppe. Ciao Cairo, ciao Luke, ciao Bastian, grande. Di che si parla? Come sempre di tutto e di niente, cioè sta live può prendere argomenti filosofici o spiccioli, ecco. Non c'è un argomento preponderante, quindi come sempre io a domanda rispondo, non sono mai io a lanciare gli argomenti, perché non mi piace, preferisco di più rispondere alle domande. Cacciatore via subito, ma da tempo doveva essere cacciato. Vabbè che ha portato fino adesso fortuna agli Luke, però stiamo attenti, non lo so, non mi voglio esprimere più di tanto sull'argomento Lazio perché non si sa mai. Eh, Devo scegliere se andare a vedere la Samp o la Lazio. Ho scelto la Lazio pensando sarebbe stata una partita più emozionante e magari sarà sicuramente no, sicuramente no, però probabile che sarà meno emozionante di quella con la Samp. La partita con la Samp è qualcosa di unico. Florenzi sempre più vicino. Ma Florenzi costa. Ho letto Luke, ho letto su Telegram. Secondo voi è giusto mandare via Olsen come carta per Florenzi? Mm, Ni. Ni. Secondo me ni. Non capisco i tifosi che si accaniscono subito con Nandez. Aspetterei prima di fare conclusioni. Ma anch'io. Non conoscendo la verità non evito di esprimermi. Infatti volevo anche farci un video, però sinceramente ho preferito evitarlo. Ho preferito evitarlo perché tanto ormai la gente, maggior parte delle persone sa quello che è successo veramente. Cioè, quello che è successo veramente penso in pochi lo sappiano. Sinceramente ho preferito evitare di aggiungere proprio di buttare benzina sul fuoco, ecco. Infatti mi asterrò da qualsiasi cosa che riguardi Nandez. Non dirò niente perché ci sono tutti gli articoli di giornale, potete leggere quelli, sinceramente. Evito veramente di buttare benzina sul fuoco. Non mi pare il caso. Viviamoci questo bel momento del Cagliari senza pensare ai singoli. Questo è il succo. Ciao Simo.
Buonasera lo sguardo. Ciao Christian. Te da un po' che non entravi, Simo. Era da un bel po'. Io darei più spazio all'Oliva. Assolutamente d'accordo, soprattutto guardando le ultime prestazioni di Cicarini. Secondo me un po' di turnover potrebbe fargli bene. Cagliari Lazio senza Rog e il turno di Ionite sono sicuro che farà bene. Beh, una pedina come Rog che manca è pesante perché a centrocampo perdi una dinamicità che è bestiale. Perdi un giocatore sia rude che tecnico e non è facile da trovarlo. Perdi un collante, perdi parecchio, però comunque secondo me Ionita potrebbe far bene. Sarà che Pellegrino sta giocando benissimo, però sto rivalutando Lico, ma penso che sia la situazione attuale più o meno di un po' tutti. Pellegrini sta facendo un po' troppe cappellate, secondo me, nell'ultimo periodo. Tranquillo, Simo, tranquillo. Grazie, Andre. E beh, se c'è il logo del Cagliari su qualsiasi cosa, diventa automaticamente bellissimo. Cioè, secondo me la ciliegina sulla torta di questa stagione sarebbe di vincere la Coppa Italia. Tanti anni l'abbiamo snobbata, direi che quest'anno abbiamo tutte le possibilità per provarci. Ma assolutamente, Antonio, sono totalmente d'accordo con te, anche perché la Coppa Italia è un backup nel caso il Cagliari non riuscisse a concretizzare l'Europa in campionato. Quindi è fondamentale puntarci. Certo, il prossimo turno sarà ostico, de più. Però spero che comunque l'Inter tendi a, diciamo, sottovalutarla un pochino perché comunque naviga in zone alte di classifica e quindi potrà eventualmente snobbarla, perché tanto sa che è certo di un posto in Europa. Rog domenica col Sassuolo era indiavolato. Io purtroppo non l'ho vista. Grazie mille, Christian. Olsen è essenziale, non lo darei neanche per Florenzi proprio a gennaio, è troppo indispensabile e lo dimostra queste ultime partite. Però è anche un cranio che torna da gestire, è quello il problema, Cairo. Non è facile. Tanto non so se t'ho salutato, ti risaluto, ciao Gabriele. A me stanno sorprendendo positivamente Lico Giannis e Clavan quest'anno, ma in questo momento è irrinunciabile Pisacane. Male invece Pellegrini e ultimamente Simeone. Clavan, diciamo che un po' c'era da aspettarselo, secondo me, che era un buon giocatore perché veniva dal Liverpool, non veniva da Caccolese. L'anno scorso, ovviamente, la sua stagione non è stata una delle migliori, ma c'era anche un infortunio alla caviglia di mezzo, da cui evidentemente non ha recuperato appieno. Quest'anno sta facendo molto bene e spero continui così. Pisacane è il classico giocatore che tecnicamente non è un giocatore così eccezionale, però per quanto riguarda la grinta e la determinazione che mette sul campo non ha paragoni. Io infatti ho sempre detto a me piacerebbe vedere 11 Pisacane in campo, è spettacolare. Su Pellegrini e Simeone sono un po' più d'accordo su Pellegrini e un po' meno su Simeone, perché Simeone rispecchia un po' più l'attaccante che piace a me, ok? Quindi diciamo tendo magari a giustificarlo un po' di più a Simeone. Questo qui. Scusate. Mi preoccupano Castro e il Ciolito. Rog è fondamentale. Un turno a Cicarini ci sta Oliva, investire la fiducia e cacciare cacciatore. Questo è, come cazzo si dice? Vabbè, un suono similare, ecco. Tipo onomatopea, ecco. Bah, Castro anche lui sta deludendo. Sta veramente deludendo Castro. Simeone, ripeto, dato che rispecchia molto di più l'attaccante che piace a me, che secondo me è più adatto per il Cagliari,
tendo magari a giustificarlo un po' di più, però è innegabile che nelle ultime partite comunque è un po' sottotono, ovviamente. Simeone fa tanto lavoro esatto, è per quello che piace, perché a me, ripeto, attaccanti come Paoletti, come Cerri, prime punte di fisico molto statiche che pretendono che siano loro il perno della squadra non sono mai piaciute, perché starebbe a significare giocare 10 per 1 e non mi piace. Invece Simeone ti porta ad avere un gioco corale, un qualcosa di totalmente diverso, tutti sono utili e a me questo piace tantissimo, anche perché poi Simeone si può offrire per le verticalizzazioni, si può defilare sull'esterno, può tirare da fuori eventualmente, scusate, ti offre una marea di opzioni in più di quelle che ti potrebbe offrire una prima punta statica. Quindi ecco perché lo preferisco. Domani che è la partita più importante della stagione, è lunedì comunque, è la prova del 9, no, del 10, per vedere effettivamente se siamo cresciuti come squadra e come mentalità. Assolutamente. Assolutamente. Cragno entrerà nella trattativa per portare Florenzi a Cagliari. Assolutamente no. Se è così, secondo me la dirigenza fa una stronzata. Buonasera Peppo. Buonasera Giorgio. Per la Coppa Italia non capisco perché solo in Italia le prime 8 partono dagli ottavi e per di più a casa loro. Ecco perché alla fine vincono sempre le stesse squadre. Beh, a vincere sempre le stesse squadre, quello è vero, però c'è da dire anche che il Pordenone era arrivato ai quarti, l'Alessandria era arrivata quasi in semifinale, se non in semifinale. Mm. Dipende sempre dagli allenatori e dalle squadre, dall'importanza che si dà alla Coppa Italia, perché se tu vuoi veramente vincerla, la vinci. Gioao Pedro segna sempre, è vero. Dopo il ragazzo è il turno di Deiola, ma me lo auguro per lui. Buonasera Gualti. Da dopo la Fiorentina ho visto un calo fisico più che altro perché come idea e soprattutto cuore non ho troppo da rimproverarli. Beh, quello sì, ma il calo fisico ci sta anche perché ricordiamoci che abbiamo giocato 3 partite in 6 giorni e una di quelle partite era il Cagliari Sampdoria, quindi sotto questo punto di vista possiamo anche giustificare un calo fisico. Però comunque adesso stiamo avendo 8 giorni per recuperare e affrontare la partita di lunedì nella maniera migliore possibile, senza contare che poi la Lazio giovedì si gioca il tutto per tutto in Europa League, quindi dobbiamo anche sfruttare noi l'occasione. Dobbiamo essere bravi. La prova del 10 perché è troppo importante. Ah beh, allora c'hai ragione Simo, allora sì. In effetti la Roma ha sempre sbavato per l'uomo cranio, lo so, però sinceramente mettere mezzo cranio per Florenzi non mi pare giusto. Pronostico per stasera Inter-Barça, ma sinceramente nemmeno me ne frega un cazzo a me Inter-Barça, cioè. Se vince l'Inter bene, se vince il Barça bene, quindi. Io infatti ho paura di Pavoletti, non vorrei tornare ai grossi e sperare, preferisco Simeone, se vogliono Gragno voglio Olsen e 20 milioni, se no chi te se incula poi alla Roma. Ciao Briccolo! Purtroppo la Lazio farà turnover in Europa League, dici Marco? Sinceramente non credo farà tutto sto turnover in Europa League la Lazio. Cioè se gioca la qualificazione, non credo. Non credo, secondo me farà tutto questo turnover. Sicuramente qualche cambio ci sarà, però secondo me i principali rimarranno. A me per lunedì, oltre al fatto che mi preoccupa Rafael in porta, è Nandez che mi preoccupa. Spero faccia una partita da Nandez e non come a Sassuolo, che a parere mio non l'ho visto molto in partita.
Sinceramente, io non spero nei singoli. Io spero che la squadra faccia una partita da squadra e che giochi come le ultime partite. Poi i singoli, sinceramente, li conto poco. Io tifo il Cagliari, non tifo Nandez, non tifo Simeone, tifo il Cagliari. E fin quando indossano la maglia del Cagliari saranno soggetti a, sia a lode che a critiche, ovviamente. Però non li tifo singolarmente, io tifo il Cagliari e quindi spero che possano giocare una partita come si deve. Il risultato può anche non arrivare, perché può essere pure che perdiamo con la Lazio, mettiamocelo in testa che tanto prima o poi dovremo perdere, ok? Però è la prestazione quello che conta. L'importante è che si faccia una buona prestazione. Ricordiamo sempre che la metà della rosa del Cagliari non è abituata psicologicamente alla classifica attuale, quindi ci può stare un calo, non li rimprovero, anzi. Beh, io presumo che se per Cragno, che se Cragno dovesse entrare nella trattativa per Florenzi, Giulini chiederebbe anche Olsen in definitivo. Beh, sicuramente. Sì, l'ho visto Cragno biondo. Speriamo si rompano Immobile e Milinkovic, ma sinceramente io preferirei di no, perché io voglio vedere un Cagliari che riesce a giocare bene contro la migliore Lazio. Ciao Cairo, Lukaku della Lazio ti piacerebbe? Io sbavo per Lukaku della Lazio. Io adoro quel giocatore. Assolutamente Marco, sempre prima la maglia. Tanto scusate che ho dei messaggi vocali da sentire. Ciao Giacomo. Eccomi. Sempre Forza Cagliari, Giacomo. Ciao Albi. Ciao bello. Lazio squadra peggiore da incontrare in questo momento. Dipende da cosa intendi per peggiore. Perché sì, è una squadra assolutamente in forma. Però sinceramente io non riesco a trovare delle squadre peggiori da incontrare in un determinato momento. Nel senso, 19 squadre oltre il Cagliari, prima o poi bisogna incontrarle. Quindi non esiste un momento peggiore. Pensiamo a incontrarle, a fare meglio, il meglio che possiamo in quella partita. Punto. Non esistono momenti migliori o peggiori. Cerca su YouTube il video del presidente Mattarella che... Sì, l'ho visto, Briccolo, l'ho visto. Anche per me viene prima il Cagliari, non i singoli. Il mio discorso riguardava il fatto dell'impegno. Ma per quanto riguarda l'impegno, Andrea, possiamo soltanto fare delle supposizioni, ovviamente, perché tanto la partita si gioca lunedì e non sappiamo come la squadra effettivamente scenderà in campo a livello di mentalità. Quindi aspettiamo per quello, cioè quello io intendevo, capito? Perché poi magari può essere che il Cagliari lunedì effettivamente scenda in campo e rompe il culo alla Lazio, come può essere che scendano in campo 11 deficienti che stanno lì a guardarsi la palla e la Lazio fa quello che cazzo gli pare, capito? Quindi aspettiamo. Sicuramente secondo me è il big match della giornata Cagliari-Lazio. Mi piacerebbe vedere Oliva lunedì, credo possa avere un buon impatto sulla partita, assolutamente, soprattutto perché, ripeto, Cicarini nelle ultime partite non ha convinto al massimo, anzi. Quali altre big abbiamo dopo la Lazio? Abbiamo la Juve e il Milan. Dopo la Lazio rimangono Udinese, Juve e Milan.
Ciao Lorenzo, esatto, siamo noi la peggior squadra. La Lazio ha speso tante energie con la Juve e ne spenderà altrettante in Coppa UEFA giovedì. Dobbiamo approfittarne e giocare come sappiamo fare. Assolutamente. Nel senso che sono in stato di grazia. Ma lo siamo anche noi, Giorgio. È quello il fatto. Lo siamo anche noi. Sì, ci incontriamo al Camma. La Lazio comunque i punti non se li porta da casa, stessero intenzionati. Ma nemmeno noi, se è per questo. Siamo noi che dobbiamo dimostrare, non sono loro, per com'è la mia visione. Con un risultato positivo lunedì contro la Lazio non ci si potrà più nascondere, assolutamente. Sicuramente ci sottovaluteranno nonostante la posizione in classifica e possiamo giostrarcela a nostro favore. Ma sicuramente mi pare un po' eccessivo come parolone. Io credo che anche loro temano parecchio questa trasferta a Cagliari. Penso di sì. Penso di sì. Meno Borghesi perché le ultime partite mi hanno dato l'idea che ci siamo un po' adagiati. Ma c'è stato un calo fisico, indubbiamente. Indubbiamente c'è stato un calo fisico. Però bisogna anche capirli. Dai. Il Milan è una big. Beh, a livello di palmarès è una big. Giovedì faremo turnover perché ormai siamo quasi fuori. Ma spero di no. Detto sinceramente al Calma, spero di no. Dal risultato contro la Lazio dipenderà anche il mercato di gennaio e gli eventuali arrivi di Florenzi, Dessers e Mauro Junior. Florenzi e Dessers l'avevo già sentiti, ma sto Mauro Junior mai sentito. Delucidami. Sono molto preoccupato però. Siamo in due. Andrebbe benissimo un pareggio, ma sinceramente un pareggio secondo me non andrebbe benissimo. Perché a livello puramente di classifica, di impatto, la vittoria è il risultato importante, cioè il risultato fondamentale proprio. Il pareggio dipende sempre da come arriva. Se arriva tipo quello col Sassuolo, ci può anche stare. Però diciamo che, essendo che la Lazio è a più 4, ehm, secondo me un pareggio non ci può stare. Sicuramente siamo antipatici a Ghiottone 99, non ci nomina mai. Può essere, ma non credo. Spero che Maranno prepari la partita nei minimi dettagli come ha fatto contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta penso sia stata la partita tatticamente più bella che il Cagliari abbia giocato. Una partita veramente perfetta, perfetta dall'inizio alla fine. Cassano, vabbè, Soviero, assolutamente. Mario Junior è un 99 che fatica a trovare spazio nell'Heracles, crescendo probabilmente lo andrà oltre il livello di Nenè. Mm. Voce del ninja che ogni volta che ci vede sta avvelenando, dacci sua. Ma il fatto è che non c'è solo il ninja al Camma, ci stanno altri 10 giocatori, quindi staremo a vedere, sicuramente sarà una bella partita, perché c'è tanto in palio. Campionato lungo, pareggio in queste condizioni andrebbe bene. Sì, assolutamente Samuele, assolutamente, non fraintendere, però capito, a livello di impatto penso che il risultato primario sia la vittoria. Ma con questo non voglio dire che il Cagliari deve vincere, assolutamente, ripeto, il risultato non conta in questa partita perché affrontiamo una senior squadra. L'importante sarà la prestazione, ripeto. Borini o Perotti? Perotti. Io voglio Pavoletti. Io, guarda, fosse per me Pavoletti può anche non tornare. In occasione della gara fra Heracles e Ado Denag, Costo è rimasto piacevolmente colpito da Mauro Junior, ventenne centrocampista offensivo brasiliano di proprietà del PSV.
Ah, quindi è già in prestito dal PSV. PC Gol hanno rotto il cazzo con sto PC Gol. Cioè, era bello dopo le prime 2 volte, poi rompono i coglioni. Basta, PC Gol, basta. Uè, Giova! Tra l'altro, ragazzi, lunedì mi andrò a vedere la partita a casa di questo individuo che è laziale, pensate un po'. E non saremo solo io e lui, ma ci sarà anche Alfrez. Quindi vado nel covo dei laziali a vedermela. Pensate quanto sto fuori, quanto sto fuori. Sono un pazzo. Una serata molto particolare. Assolutamente. Io vengo con sta maglia, Gioa, te lo dico. Vengo con sta maglia. Buonasera, Pignolo. Buonasera. Allora, perfetto. Non vedo l'ora che arriva. Te giuro, Giova. Non vedo l'ora. Maro Junior dotato di ottima tecnica. Ciao Alessandro, perché ti chiami Miro? È perché è il mio soprannome. Semplicemente per questo motivo. Nessun riferimento a Close. Mauro Junior dotato di ottima tecnica, capace di giocare sia come attaccante esterno che come trequartista. Eh. Non male. Ciao Bazuzu. Ti appoggio su Pavoletti. Se torna al Bomber saremo costretti a cambiare nuovamente il modo di giocare. Capito? È per quello che io spero che non torni Pavoletti. Due palle sti posticipi. Lo so, lo so. Dobbiamo tenere in conto anche che il Cagliari viene da una doppia sfida contro la Samp e da una partita in trasferta, in casa del Sassuolo. Stiamo correndo come forsennati, i titolari hanno bisogno di rifiatare. Beh, ma infatti giochiamo di lunedì e la Lazio gioca già giovedì. Quindi, però, da come dicono, la Lazio dovrebbe fare comunque un turnover ampio giovedì, cosa che spero non succeda. Mm, Però notizie su Florenzi non ne ho tanto, non ne ho tante di notizie su Florenzi, anzi me ne state a da voi perché sinceramente per adesso il calciomercato lascia il tempo che trova. Ma Despotov che sta facendo? Non ne ho idea. Penso che stia facendo il suo in Austria, non so benissimo il rendimento. Ah, andare in Scozia a giocare al Cam? Quindi l'altra partita è Cluj-Rennes. Non per essere cattivo, ma nella Lazio non si infortuna nessuno. Ah, giocate in Francia con Rennes. Ah, ok. Quindi c'è Cluj Celtic. Ok. Ma quando torna Paoletti? Spero mai. Per passare bisogna vincere. Ok, ok. Ma l'esito sul ricorso della squalifica di Olsen quando si dovrebbe sapere? Non lo so, ma tanto il ricorso è stata anche una mossa veramente inutile perché, ripeto, Olsen le 4 giornate se le ha meritate tutte, quindi... Prevedi di farti qualche trasferta? Io abito a Bologna, ogni volta che posso vado a vedere il nostro Casteddu. Sinceramente, al momento no, anche perché non avendo macchina, niente, non ho nessuna trasferta in procinto di fare. Se riesco, mi piacerebbe andarmi a vedere il ritorno di Lazio Cagliari a maggio. Mi piacerebbe. Devo vedere se riesco con il budget.
Sì, Olsen gioca nella primavera. Vabbè, di solito quando uno è squalificato per un bel po' di partite li fanno sempre giocare in primavera. Giusto per non fargli perdere il ritmo partita. Pavoletti lo terrei come cambio tattico al 90°. Sinceramente a me non è mai piaciuto Pavoletti, mi ha fatto ricredere, però comunque è un giocatore che a me non piace. Ripeto, le prime punte che ti costringono praticamente a giocare solo per lui a me non sono mai piaciute. Perché parliamo, se chiaro, quando c'è Pavoletti il Cagliari gioca per Pavoletti. Ma Simeone è a titolo definitivo? Simeone è in prestito con obbligo di riscatto, quindi praticamente a titolo definitivo. Lo so, è costoso, io mi sto autofinanziando con le schedine che sto vincendo perché gioco sempre il Cagliari. Io non ci ho mai avuto sto coraggio. Che sorpresa, Maran, vogliamo giudicare il nostro allenatore? Il nostro allenatore giudichiamolo a campionato finito. A campionato finito traiamo le... Traiamo? Tiriamo, vabbè, le conclusioni. Stiamo dimenticando Pavoletti solo perché siamo al quarto posto, non dimentichiamo tutto quello che ci ha regalato. Ma assolutamente io non mi sono mai dimenticato di Pavoletti. Ed è proprio perché non mi sono mai dimenticato di Pavoletti che io spero che non torni. Io non ne ho mai nascosto, cioè non ho mai nascosto il fatto che a me Pavoletti non piaccia. Ripeto, ci ha aiutato per 2 anni di fila a salvarci, assolutamente. Però è un giocatore limitato, ok? Nessuno mi può dire sul fatto che non sia limitato, ok? Questo penso è proprio fuori discussione. Pavoletti effettivamente ti costringe a giocare solo per lui, perché oltre ai colpi di testa non ti permette di attaccare in nessun altro modo con Pavoletti. Paragonando la cosa a Simeone è impossibile. Simeone non ti permette di giocare solo di testa, ti permette di giocare di testa, ti permette di giocare palla a terra, ti permette di giocare sugli esterni, ti permette di fare il tiki-taka, ti permette di verticalizzare, ti permette di fare di tutto Simeone. Quindi ecco perché io spero che non torni mai Pavoletti. Pavoletti non mi piace come persona, sa di secondo me è tutto l'opposto. Pavoletti come persona è una persona umilissima. Sulla persona ovviamente non posso esprimere il giudizio perché non la conosco, però come giocatore a me non è mai piaciuto e mai piacerà. Giocare per la testa di Pavoletti, che è ancora peggio, esatto. Ci può stare un gol di Nainggolan contro la Lazio? Non lo so, basta che segni qualcuno dei nostri. Manca un centrale e una punta. Chi vedresti bene nel Cagliari? Bella domanda a cui risponderò poi con un video. Contro la Samp ho vinto 495 € con 10. Se incontro Ceri almeno un caffè dovrei offrirglielo. Ah, beh, mi pare il minimo. Sarà importante riproporre la bella difesa che avevamo fino a qualche settimana fa. Ma il problema è che quella bella difesa era composta in primis da Olsen. E quello è il problema. Detto che avevo beccato il 2 del Cagliari contro l'Atalanta che era quotato a 9,50 e ho perso per colpa del Genoa. Ah, che pezza. Ciao Christian, tranquillo. Ciao anche Ale. Sì, l'ho visti gli orari delle partite. Peccato che Simeone non abbia la freddezza di Pavoletti. Ma, sinceramente, alla fine Simeone non è che ci ha avuto tutte queste occasioni uno contro il portiere. La freddezza a lui serve a ben poco, cioè nel senso serve, ma non quanto serve a Pavoletti. Sul suo punto Pavoletti ovviamente vince. Simeone è più un attaccante, diciamo una sorta di falso 9. Simeone gioca come prima punta, ma in realtà è una sorta di falso 9.
Paoletto è una persona meravigliosa, non è tanto averlo come amico. E io pure coi soldi che c'ha. Io contro la Lazio metterei il ragazzo Joao Pedro e Ionita al posto di Rog che è squalificato. Sicuramente cioè, ragazzo secondo me se deve giocare meglio il secondo tempo. Poi dipende sempre da come si mette la partita. Rafael ti sta piacendo? Ma assolutamente no. Ciao Giampaolo. Vedessi bene un duo Simeone-Pavo. È un duo che penso, cioè l'acquisto di Simeone è stato fatto secondo me per creare questo duo. Però poi che fai? Arretri Joao Pedro? Difficile. Nainggolan lo risposti come mezzala? Non te conviene. Capito? Cioè, il ritorno di Pavoletti, più che una gioia, è un problema per Cagliari. È un problema grave. Che fa l'Inda stasera? Ma a me frega un cazzo di quello che fa l'Inter. La freddezza e il pallonetto. Secondo me Simeone ce l'ha un po' di freddezza, però sotto sto punto di vista effettivamente Pavoletti gli è sopra a Simeone. Però sotto tutto il resto sta sotto. Giusto il colpo di testa. Rafael è vecchio, ha sempre fatto le stesse cavolate, purtroppo se imbarchiamo acqua è colpa sua. Questo ci abbiamo. L'allenatore giallorosso ci sta dando contro il Cagliari. Bah, sinceramente, ripeto, non state a dare retta di quelli che parlano del Cagliari solo per fare 2 visualizzazioni in più. Veramente. Non gli date retta, non li state a sentire. Non... L'anno scorso in quanti ci cagavano? In quanti? In quanti invece ci stanno cagando adesso solo perché stiamo lì? Non andate a sentire gli opportunisti. Veramente. Come vedessi Gabigol al Cagliari? A me Gabigol è sempre piaciuto. Se contro la Lazio segna Simeone vorrei sentire se la gente si lamenta ancora. E veloce si fa un mazzo di culo e vorrei ricordare che a Lecce uscire Simeone ha dato meno preoccupazioni a Lecce. Ma infatti Simeone fa un sacco di lavoro sporco in mezzo al campo. Che ne pensi un gol del Panterone sotto la vostra curva? Del resto Panterone fa rima con panettone. Il problema è che la curva del Cagliari è la curva nord. Magari evitiamo il gol del Panterone, dai, mettiamola così, Giova. Ciao Marco, pronti? Diciamo di sì. Che ne pensi, Gladiatore? Sinceramente non lo conosco abbastanza da potermi esprimere su di lui. Purtroppo l'assenza di un portiere di spessore non genera solo mancate o brutte parate, ma soprattutto causa un'insicurezza psicologica nella difesa, si sta vedendo. Quello è ovvio. Alla fine è il portiere che detta le fila della difesa e si vede la differenza, parliamoci chiaro. Grazie Lorenzo, grazie mille. Se per quello Asso di Roma ha detto che siamo una squadraccia. Ma è quello che mi chiedo è, a te interessa veramente quello che pensa Asso di Roma, Albi? Cioè, di quelli della gente, che ci frega della gente di quello che pensa del Cagliari? È quello che io non riesco a capire. Se un tifoso romanista dice che noi siamo una squadra di merda, a noi che cazzo ci frega di quello che pensa lui? Io non capisco perché vi accanite così tanto su ste stronzate, perché vi accanite veramente sulle stronzate. Ma lasciateli perdere. Lo fanno per fare 2 visualizzazioni in più e alzare 2 spicci in più. Ma che cazzo ve frega? Ma passateci sopra, non li state manco a sentire, che perdete solo tempo.
Ma io lo dico per voi, perché poi siete voi che invece fate il sangue amaro. Domenica sarà incredibile, 1300 armi a cantare Cagliari, senza curiosi in giro, solo amore per il Cagliari. Infatti ho visto, cioè, è stato spettacolare il settore ospiti. Infatti, quando gioca in coppia con Simeone, Joao sembra un giocatore completamente devastante, mentre lo scorso anno con Pavoletti al suo fianco ha fatto 3 gare, ha fatto bene 3 gare. Riflettere, esatto. I romanesi stanno rosicando che sono sotto di voi, Miro, questa è la realtà. Ma a parte che senso c'ha rosicare che stanno sotto di noi adesso? Cioè il campionato mica finisce adesso. Se finiscono sotto di noi alla 38esima giornata posso pure capire che rosicano. Ma sinceramente tutto sto rosicà non c'ha senso, cioè lascia il tempo che trova. Io adesso che siamo quarti, non è che mi metto a gufare la Lazio, non è che mi metto a gufare la Roma, mi metto a gufare l'Atalanta. Io penso alla mia di squadra. Io penso che la mia squadra faccia i risultati, non a gufare le altre che non li fanno. Io è quello che non riesco a capire. E a me mi dà un fastidio ladro. Per questo io vado d'accordo, ma da morire. Infatti, dietro YouTube siamo amicissimi con Giovanni Stramacci. Perché su questa cosa, su queste cose siamo sullo stesso filo, ragioniamo allo stesso modo. Noi pensiamo alle nostre di squadre, non a quello che fanno gli altri. Se la Roma da qui in poi continua a perdere, io non è che sto contento, non me ne frega un cazzo. Nonostante a me mi sta sul cazzo la Roma, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. A me la Roma mi sta sul cazzo, ma non è che la gufo. Non me ne frega proprio un cazzo di quello che fa la Roma. L'importante è che per me è che il Cagliari faccia bene. Punto, fine, stop. Non c'è sta tanto altro da dire. Mm. Comunque, sentiamo in Europa League, io vado in Turchia per rimettere i capelli e tu cambi da Bacco, stop al Pueblo, facciamo un fioretto. No, il Pueblo non si lascia, il Pueblo è un amore. Bravo Andrea, bravo Andrea. Ma sinceramente Christian, io godo solo se il Cagliari va in Europa. Poi se la Roma va in Champions League o in Europa League, a me non mi cambia un cazzo. L'importante è che il Cagliari vada in Europa, punto. Sai qualche cosa di Andrea Mereu? Beh, ogni tanto ci sentiamo sul gruppo, ma proprio cose basiche, ci confrontiamo sulla partita e cose del genere. Anche la Lazio è una squadra che è stata sempre snobbata, ora la gente inizia a cambiare idea. Ma sinceramente non mi pare che la Lazio sia sempre stata snobbata. Proprio se vogliamo dissela tutta. Beh, in effetti hai ragione. Lo so, Cristian, non è per vantarmi, ma lo so. Ci credi alla Champions? No. Anche perché il Cagliari in Champions è un pesce fuor d'acqua, cioè parliamoci chiaro. Che ci andiamo a fare in Champions? Ma, al Camma, cioè, sinceramente, non mi pare che la Lazio sia sempre stata snobbata. Se mi vuoi dire che secondo te non ne hanno mai parlato abbastanza, quello è un conto. Però
ti rendo conto di quello che è il mio pensiero. Se i giornalisti parlano meno della Lazio, cambia qualcosa nella stagione della Lazio? Ti do la mia risposta: no. Che la Lazio faccia bene ve deve importare solo a voi, non ai giornalisti e ai giornalai che ne devono parlare. Lo dovete sapere voi se la Lazio fa bene o male. Poi se ne parlano bene, se non ne parlano, sti cazzi. Sti cazzi. Perché vi dovete far sangue amaro pure voi? No, no, Albi, non è che mi hai fatto incazzare a te, è il ragionamento in generale che non riesco proprio a concepire io. Andiamo in Champions per giocarcela con ignoranza, ma sinceramente andare in Champions per fare 0 punti e poi non giocarsi nemmeno l'Europa League non me va. Meglio puntare all'Europa League, va. Che il Barcellona da 0 dico Giannis al 90°. Il Cagliari in Champions sarebbe tanta roba, non ci sputerei sopra. Io sì perché siamo inadatti, cioè parliamoci chiaro. Non, cioè il Cagliari in Champions League è veramente troppo, è veramente troppo. Ciao Davi, come l'Atalanta? Più o meno, secondo me sì. Ma perché devi essere così pessimista? Io so così. Ma per carità, Christian, ci mancherebbe, anch'io sarei contento di giocare alla Champions. Però, parliamoci chiaro, se vuoi andare in Champions, poi un risultato lo devi portare a casa. Perché se tu vai a giocare la Champions tanto per giocarla, tanto vale che non ci vai. Perché a me da andare in Champions per più schiaffi a destra a manca in tutta Europa, sinceramente eviterei pure. Per questo punterei molto di più sull'Europa League, perché è una cosa molto più fattibile. Però non pensi che se andasse in Champions la squadra verrebbe rinforzata? Sicuramente, ma la domanda giusta da fare è: verrebbe rinforzata abbastanza da poter disputare una Champions League decente? No, perché andrebbe rifondata. È quello il fatto. Che figata l'albero di Natale, grazie Albi. Però in Champions sono soldi in più, tanto non ce la giochiamo nemmeno in Europa League, tanto vale che la società capitalizzi di più e reinvesta di più, oltre al fatto che aumenta il prestigio. Ma cioè, assolutamente no. In Europa League te la puoi giocare molto molto di più. Il blasone delle squadre è minore di quello della Champions League, parliamoci chiaro. Non dimentichiamoci il primo anno dell'Atalanta su un palcoscenico europeo, ma il palcoscenico europeo del primo anno dell'Atalanta in Europa non era la Champions League, era l'Europa League, tra l'altro uscita poi meritatamente contro il Borussia Dortmund. Su quello siamo d'accordo, però sono due cose diverse, non possiamo nemmeno paragonarle, perché il Cagliari non è l'Atalanta e il Cagliari non incontrerà magari le squadre che ha incontrato l'Atalanta, quindi il paragone non sussiste. L'Europa League è più alla nostra portata, almeno per arrivare agli ottavi, assolutamente. Pensa all'Hellas non era nessuno prima di quest'anno e per poco non andava in finale. In Europa ve la giocate, ci sono squadre improponibili, dipende sempre. Magari fare come l'Atalanta si sta giocando la qualificazione fino all'ultima giornata.
Forzare fino a un certo punto, Champions prendiamo solo bastonate, meglio Europa League che è più alla nostra portata. Esatto. Ciao Miro, ciao il primo. La partita dopo la Lazio sarà ad Udine. Cosa ne pensi? Che ne pensi dell'Udinese? Sinceramente è una squadra strana l'Udinese. Non è per cattiveria nei confronti dell'Udinese, ma gli farebbe veramente bene una retrocessione. Per rimettere le cose in sesto. Certe volte è meglio retrocede. Per esempio il Cagliari, l'anno della retrocessione, è stata una manna dal cielo quella retrocessione, veramente. Per adesso non riesco a vedere un obiettivo nell'Udinese che non sia la salvezza, ma non riesco a vederci un qualcosa di concreto, ecco. Cioè Manuel, grande Miro, io te l'ho detto che il ragazzo ha delle qualità, PS, non sto dicendo che è un fenomeno, anche perché mi sembrerebbe leggermente esagerato. Sicuramente delle qualità ce le ha, però è normale che qualcuno dubiti di ragazzo. Ciao Davi, alla prossima. Ma infatti sto dando la ragione a te. Ah, allora avevo frainteso, Rambo, scusa. Ora hanno inventato la grande e mitica e irreprensibile Conference League, la terza Coppa Europea. Vabbè, quella è proprio... Mamma mia. Sì, sì, è vero, a calma. Non scherziamo, l'Europa League è la nostra dimensione. Non lo è ancora, Fabri, non lo è ancora. Però diciamo è quella più abbordabile. Dobbiamo crescere annata dopo annata a fare il salto più lungo della gamma non va bene, assolutamente. Cosa faresti per penso far tornare la Serie A il campionato più bello al mondo? Ma sinceramente non mi interesserebbe far tornare la Serie A il campionato più bello al mondo, mi interesserebbe far tornare la Serie A un campionato competitivo, dove tutte veramente possono combattere per il titolo. Udinese squadra senza alcun senso, perde 7-1 e 4-0 dopo che era la miglior difesa, capito? L'Udinese una decina di anni fa in Champions League e Europa League. Lo so, l'Udinese era fissa terza o quarta classificata in campionato. La cosa stramba ed inquietante dell'Udinese è che non vince mai, le prende quasi sempre, ma alla fine è sempre fuori dalla zona di recessione e si salva. In effetti, ci stiamo riuscendo però. Però come ci stiamo riuscendo? Con il campionato spezzatino, con non si sa dove andare a guardare la partita perché non sai mai se è su Sky o DAZN. Mi piacerebbe un campionato popolare. Un anticipo il sabato, 8 partite la domenica e una partita la domenica sera. Cioè 8 partite la domenica alle 3 e una partita la domenica sera. Io sono cresciuto con questa Serie A, però purtroppo non esiste più. 87 anticipi, 2 partite giocate alle 3, una alle 5 meno un quarto, l'altra alle 7 e mezza, l'altra quando gli va e poi il posticipo. E poi c'è pure il Monday Night, ma che è un campionato questo? Dai, su. Secondo me la Serie A quest'anno è già più tosta rispetto agli anni scorsi. Sì, sicuramente, però non è competitiva come vorrei vederla io. Il Cagliari sta puntando molto sul settore giovanile, cosa positivissima. Però vorrei vedere anche qualche giovane che viene buttato nella mischia. Piacerebbe anche a me. Tra 2 anni l'Europa League avrà solo 8 gironi, con le prime che vanno agli ottavi, le seconde sfideranno i terzi gironi di Champions e le terze retrocesse in Conference. Madonna che bordello. Hai visto il Pordenone che favola? Sì, ho visto. Secondo in classifica, alle spalle del Benevento, tanta roba. Ciao Ale, ciao Ale, ciao Ale. Sarebbe meglio un solo anticipo o vanno bene pure due? Secondo me l'anticipo si deve giocare sabato alle 9 meno un quarto. Punto. Un solo anticipo.
Io vorrei vedere il campionato in chiaro Rai, anche il campionato in chiaro. In Inghilterra le partite di sabato pomeriggio non le mandano in onda per far andare la gente allo stadio. In Italia ci sarebbe una rivoluzione, ma quella è un po' una cagata perché se la gente non ha le possibilità di andare allo stadio, perché gli devi impedire di guardare la partita? È insensata come cosa. Io ho conosciuto la Serie A con tutte le partite di domenica, bei tempi sì. L'Udinese ha una bobera di giocatori, giuro non saprei la formazione perché non c'è i giocatori, ma sono strani proprio. Non è più l'Udinese di una volta. A me sinceramente vanno bene gli orari di adesso in Serie A. Gli orari di adesso vanno bene perché tu hai la possibilità di vedere partita per partita. Il problema è che questo dà modo alla gente di parlare senza conoscere le squadre. Parliamoci chiaro e siamo onesti. E di, diciamo, guardare più o meno tutte le partite, ok? Prima non era possibile. Io infatti prima mi ricordo le partite del Cagliari non me le guardavo mai per 90 minuti. Io guardavo diretta gol e a me piaceva pure. Io mi guardavo soltanto diretta gol. E tuttora guardo diretta gol se il Cagliari non gioca alle 3 e ci stanno altre partite. Però ai tempi era un'atmosfera diversa, era tutto così più, era più bello, più intrigante. Mm. Rimpiango le domeniche pomeriggio da piccolo con quelli che il calcio le bandierine colorate ad ogni gol, madonna. La Serie A da un paio d'anni si è adattata a quello che è il mercato ed è quello il problema. Preferisco avere una Serie A più povera, ma che la sento mia. È quello. Sarebbe bellissimo che la Rai acquistasse i diritti delle partite. Ma una volta, se non mi sbaglio, le partite erano tutte in chiaro. Una volta le partite erano tutte in chiaro. Tra l'altro abbiamo una primavera di fenomeni, Maricosu è un amico mio, lo conosco da quando era piccolo, è figo. Di sabato gli piace il doppio anticipo alle 6 alle 9 oppure preferisci uno solo? Uno solo, assolutamente un anticipo solo alle 9. Il calcio di tutti, assolutamente. Poi vogliamo parlare della cagata delle partite alle 12:30. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Il lunch match è stato una delle cagate più grandi che si potessero inventare. Io quando ho iniziato a seguire il calcio c'era, beh, più o meno quello che c'è adesso. Però, te posso dire, guarda, Christian, prima era meglio. Prima era più bello. Esatto, 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 Alessandro, esatto. Hai preso proprio in pieno il punto. Da sport popolare lo stanno trasformando in sport di nicchia per gente di minchia. Sto commento è bellissimo, Samuele. Io da Zone non ho Sky, quando fanno vedere le partite in chiaro del Cagliari e non, è sempre emozionante. Sarebbe bello. Sarebbe bello, senza che la gente pagasse abbonamenti, anzi 2 abbonamenti per vedere lo stesso campionato, che poi ti fanno pure la morale sulla pirateria e il reato. Ma perché non ci hanno mai pensato perché uno ricorre alla pirateria? Non se la sono mai fatti sta domanda, è troppo brutto. Prima non c'erano le partite della domenica alle 18, no, non c'erano le partite della domenica alle 18, non c'era il lunch match, non c'era la partita della domenica sera alle 18.
Ho un amico che segue il calcio su Teleroma 56 gli piace uguale. Vabbè, sto canale lo conosciamo solo noi romani al Camma. Sembrerò un mazzarriano, ma giocare alle 12:30 è pure naturale per i giocatori. Ma certo, ma certo. Viva Rocia Directa e quei cosi là. Ma è normale. Cioè. Ma perché uno poi va a vedere le partite in streaming o se fa l'IPTV? Dai, parliamoci chiaro. Eh, non siamo più appassionati, siamo bancomat da cui prelevare soldi. Siamo diventati questo. Ciao Dudinus. Ciao Mattia. Cosa trasmettono su Città Cileste? Ma è un canale della Lazio? Sì, è un canale della Lazio. Non lo so perché non è che l'abbia mai guardata, però ogni tanto c'è ospite Giovanni, comunque ci sono ospiti youtuber laziali, da quello che so. Ogni volta che fanno i post antipirateria mi verrebbe voglia di tirargli un pugno nei denti a chi li posta, a chi lo dici. Io uso un'app sul cellulare streaming, io non ce l'ho. Grandissime persone che aprono i siti di streaming sportivi, ma per forza. Madò, la tessera de stream, Fabri, stavamo a parlare 20 anni fa. Cioè, stavamo a parlare veramente di 20 anni fa. C'è poco rispetto pure per chi si fa l'abbonamento allo stadio, Miro. Non so se ti ricordi, ma il Cagliari l'anno scorso quante volte ha giocato domenica alle 15? Non mi ricordo. Ah, quasi mai. Poteva essere pure sempre, ma non me lo sarei mai ricordato. Ma Dani è interista? Boh. Simo, lasciamo perdere chi rosi, cioè chi gufa chi, non intraprendiamo sto discorso che bah, basta, basta. Secondo me il VAR ha un po' rovinato il calcio, ovviamente lo ha anche migliorato, però dopo un gol ti rovina le emozioni, non sai mai se esultare perché hai paura del VAR. Ma secondo me è giusto. Secondo me il VAR è giusto. Quindi, cioè, se un gol deve essere annullato, è giusto che venga annullato. Sti cazzi se devi aspettare risultato. Tu sul momento esulti. Tu sul momento esulti. Che te frega? Poi se te lo convalidano, esulti un'altra volta. Altrimenti, non esulti. Purtroppo hanno chiuso Esgol. Mi vedo tutte le partite del Genk campione di Belgio l'anno scorso. Ciao Catherine. Un tempo c'era Tele più, mo ricordo. Pensa che il Milan giocava una partita di domenica alle 15 da 1 anno e 2 mesi. Grazie Catherine. Paretto sicuramente ha rovinato la partita. Ovviamente. Che schifo, guarda. Io, per esempio, quando non posso vedermi le partite me le sento quasi sempre per radio. Una salvezza. Ciao Alessandro. Ah, la radio è una salvezza. Io sinceramente non ce la faccio a vedermi le partite sui siti di streaming. Preferisco sentirmele per radio.
Ma troppo gli hanno dato, Lore. Troppo gli hanno dato. Il rigore dato al Sassuolo ai tempi supplementari. Troppe cazzate ha fatto Pairetto in vita sua. La prima è stata Nash. Ma infatti, bravo Alessandro. Albi, ma non era il padre? Cosa ne pensi del girone europeo dell'Italia? Un girone abbordabile, dai. Mi dispiace solo che siamo capitati con la Svizzera, che la simpatizzo, quindi. Vabbè, a parte la telecronaca in lingue sconosciute, però il fatto che va indietro, quindi arrivano le notifiche prima, preferisco sentirmela per radio. Ciao Argo, ciao caro. No, perché alla fine lui sì è un tifoso della Lazio, ma guarda giusto le partite, non è che si interessa più di tanto, quindi non ci stiamo tanto a punzecchiare. Però comunque me la vado a vedere a casa di tifosi laziali, quindi ci saranno punzecchiature, ma penso con altre persone. Che ne pensi del girone europeo con Germania, Francia e Portogallo? Io ancora devo capire perché la Francia, vincitrice del mondiale, era in seconda fascia. Ancora lo devo capire io. Comunque girone tosto, perché in un girone c'è la vecchia squadra campione del mondo, l'attuale squadra campione del mondo e l'attuale squadra campione d'Europa. Cioè, mannaggia i francesi, sempre, sempre. Un popolo che ha inventato il bidet e poi non lo usa merita solo l'estinzione di massa. Ciao Tommaso. Hanno tenuto conto del pareggio fatto, del punteggio fatto al termine dei gironi di qualificazione. Che criteri del cazzo. Che criteri del cazzo. Esatto, Francesco. Pellegrini merita un po' di panca, tu che ne pensi? Assolutamente d'accordo. Per chi si lamenta del VAR, in Serie B ne fanno di cotte e di crude ogni giornata. Ma io questo non lo so, purtroppo non c'ho nemmeno più la possibilità di crearmi gli account falsi di DAZN. Il calcio è cambiato, Beppe, esatto. Ma sinceramente Argo in fase difensiva dico Giannis continua a non considerarlo affidabile, però comunque fa meno cappellate di quante ne sta facendo Pellegrini. Io vorrei vedere l'Islanda, a parte ciò che andrò a visitare la Norcia, vogliono 2000 euro, 8 giorni, ma casa e macchina compresa. Vabbè, c'è sta, dai. Ieri hai visto la gradinata sport? No, non mi sono mai visto una puntata, Christian, devo essere sincero.
ma anche perché ultimamente veramente ho pochissimo tempo, sono abbastanza impegnato. Ciao Stefano, tutto a posto, te? Ciao Alcamma, alla prossima. Sensazioni per la partita con la Lazio? Non ne ho, né positive né negative. Ho solo l'ansia, tanta ansia. Assolutamente io al Castello, ma le altre due anche no. Roggo squalificato, ahimè. Purtroppo non ci sarà. Ogni tanto vedo la Milfona Vandanara. Pronostici per Inter Barcellona, Juve Udinese e Fiorentina Inter? Sinceramente Stefano non faccio pronostici per partite di cui mi interessa ben poco. Cioè, alla fine sarebbero pronostici fatti veramente alla cazzus. Oggi hai lavorato, oggi no, Christian. Domani sì, ma oggi no. Ai europei simpatizzerò parecchio la Finlandia, capitata con Belgio, Russia e Danimarca. Comunque alle medie studiavo francese, anch'io. Anch'io studiavo francese sia alle medie che alle superiori. Poi. Ma Icardi che sta combinando al PSG? Non ne ho idea. L'Atalanta passerà domani, spero per loro di sì. Rog molto importante, ma Ionita per me è più che valido. Direi di metterlo al posto di Cando e che Nandez si desse una svegliata. Buonasera Ale, non so se t'ho già salutato ma ti risaluto nel caso. Ma versus vabbè, ma contro la Lazio centrocampo Ionita, Cica e Nandez, novità sulla questione procuratore di Nandez. Mi astengo dal parlare di Nandez perché penso che i media abbiano già buttato abbastanza benzina sul fuoco, quindi sinceramente non me la sento di buttarcela anch'io. Non, chi comunque si vuole informare penso ci siano eh, abbastanza articoli su internet che parlano della questione. La verità non la potremo mai sapere noi, la vera verità, quindi per chi si vuole informare ci stanno quegli articoli. Evito di mettermi in bocca cose che non so, ecco. Esiste un'app gratuita di Android scaricabile da Play Store? Vabbè, io ho iOS, quindi. Però per chi fosse interessato, Argo ha detto che c'è un'app sul Play Store in cui si possono vedere le partite streaming. Il problema non è Nandez, ma è poi in merda, ovviamente. La butto lì, io vedrei bene Oliva da titolare. Cicarini ha bisogno di turnover sicuramente. Raga, il Cagliari giocherà in Coppa il 14, sesto giorno della questione Nandez in tribunale. Come la vedete? Spero che abbia il tempo di fare tutte e due le cose Nandez.
Del resto di come andrà il processo, sinceramente, mi importa poco. Secondo te Cepitelli può funzionare in questo nuovo Cagliari? Ma Cepitelli è da un po' che non si vede. Non pensavo che l'infortunio fosse così grave. A meno che non è stato fuori sia che per infortunio che per scelta tecnica. Tanto qui si spammano link di siti streaming proprio a go-go. Giusto. Ciao Francesco. A me ero del culo se ne va pure Sara Garcia. Te l'ho chiesto per questo. Ma io ripeto, spero che ci abbia il tempo di fare tutte e due le cose. Del processo me ne sbatte il cazzo. In Coppa Italia contro l'Inter faresti turnover oppure titolarissimi? Titolarissimi. Ceppidelli è una fascina plantare. E quanto deve sta fuori? A giorni comunque si sa se il ricorso per Olsen è andato a buon fine, ma sinceramente non credo. Al limite paghiamo e risolviamo una soluzione si trova. Non ammiro Hernandez perché è un professionista. Il greco quando lo cediamo? Bella domanda. Hai visto l'Olbia come sta andando? No, sinceramente no. Contro la Lazio in porta mi prendo il rischio e metterei Ciocci, magari esordisce bene come Turati del Sassuolo. Può essere di sì, come può essere che fa delle cappellate allucinanti come ha fatto Crosta 2 anni fa. Tra l'altro proprio contro la Lazio. Partita d'esordio di Lopez sulla panchina del Cagliari. Sai, Cragno quando rientra dovrebbe rientrare comunque a breve, diciamo, penso 1 o 2 mesi massimo. Rafael non dà sicurezza in porta. Ragazzo sarà uno dei crack del prossimo mercato, non credo. Io non mi fido nemmeno di Lico Giannis in fase difensiva. Lecce Rispoli passava di continuo su quella fascia, tanto quanto Berardi su Pellegrini. Ma sinceramente adesso di terzini affidabili non è che ce ne siano più di tanto. Che terzini affidabili intendo che sappiano fare bene tutte e due le fasi. L'Olbia è penultimo in Serie C e ne ha perse 5 di fila, tra cui l'ultima con la capolista il Monza. Ok. Mi dispiace per loro. Il greco ha messo una toppa su Berardi e pure a Parma contro Kulusevski. Io ormai lo considero importante. Sinceramente, in alcune cose, più che altro fa meno cappellate di Pellegrini, ecco, mettiamola così. Paoletti torna ad aprile? Credo, credo torni ad aprile. Se passiamo in Coppa Italia giochiamo contro la vincente Fiorentina-Atalanta. Interessante. Ma Olsen alla fine lo abbiamo acquistato a titolo definitivo? No, Olsen è proprio in prestito secco, Ale. Cross lo vede crocifisso per una partita secondo me contro il Milan, però un rigore a Bacca. Sì, ma Cross cioè, obiettivamente era inesperto. Il terzino è in panchina e si chiama Pinna. Sì, però non l'ho visto abbastanza da poterlo giudicare in toto. Cioè, mi ha fatto una buona impressione, però non ha giocato così tanto da potermi esprimere un giudizio concreto, capito? Nangolan penso i tifosi nerazzurri lo rimpiangeranno. Sicuramente, adesso come adesso lo rimpiangeranno, però alla fine gli sta andando bene comunque. Perisic credo un po' meno. Alla fine veramente Perisic nel gioco dei Conte era no fuori luogo di più. Non reputi abominevole la formula della Coppa Italia? Sinceramente no.
sinceramente non la reputo abominevole. Infatti se si decide a farlo giocare, certo meglio di cacciatore, ma chiunque è meglio di cacciatore, guarda. Chiunque. Ciao Paolo! Non è difficile trovare un giocatore meglio di cacciatore. Magari Stefano. Non tanto per la Champions League quanto per la vittoria della Coppa Italia, perché è comunque un trofeo. E diventeremmo, credo, la terza squadra più vincente negli ultimi 5 anni d'Italia in Serie A, perché la Lazio ha vinto 2 Coppe Italia, vabbè, la prima è la Juve, e poi ci saremmo noi, una Serie B e una Coppa Italia. Io mi sarei tenuto Murru, no, per carità di Dio. Io al posto di cacciatore vedrei ottimamente Toloi. Toloi però è molto molto offensivo, è quello il problema. Simeone sta calando ultimamente, Simeone non sta calando, il problema è che lui fa molto lavoro sporco e quindi si vede meno, però Simeone fa la differenza secondo me in questo Cagliari. Non è vero, le big entrano in scena agli ottavi e hanno la possibilità pure di giocare in casa. C'è il sorteggio, a questo punto facciamolo partire dai quarti con le prime 8. Anche Pavoletti verrà convocato da Mancini per Euro 2020? Se si riprende dall'infortunio e fa una raffica di gol, sì, altrimenti no. Ma se Cacciatore fa schifo, Faragon non è adatto, Pellegrini non è bravo e Lico Giannis va ceduto, com'è che siamo quarti in classifica? Perché la squadra non è composta solo da terzini, Argo. Ci stanno anche altri giocatori. A me non sta piacendo Ionita. Ma per quello che ha giocato non ha fatto così male, dai. Pronostici per Cagliari Lazio meglio evitare. Come terzino destro ti piacerebbe Calabria del Milan? Sinceramente a me non ha mai intrigato più di tanto Calabria. Puntare su Pinna sarebbe bello. Sarebbe bello, a me piacerebbe. Ma Mattiello dove è finito? Bella domanda. Bella, bella domanda. Infatti la difesa è il nostro punto debole. Era l'anno scorso, cioè lo era l'anno scorso, lo era 2 anni fa, lo è anche quest'anno. Per me la Lazio anche quest'anno è sopravvalutata, gli va di lusso che sono in forma, stop. Può essere pure come può essere noi che siamo sopravvalutati. Due ruoli su 11 scoperti sono tanti, per me le critiche sono esagerate. Secondo me no, bisogna anche vedere con quale criterio vengono fatte le critiche. Comunque ragazzi io fumo sta sigaretta e vado, Dico Giannis contro la Samp per quel poco che ha giocato a me è piaciuto. Anche a me. Ma ci sono partite in cui Lico Giannis è stato in grado di sorprendermi, però è evidente che ha delle carenze, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Perché per quanto riguarda la fase offensiva è molto molto propositivo e comunque ha un sinistro che può essere molto pericoloso. Anche Pellegrini ce l'avrebbe, però la maggior parte dei cross va a finire male.
Non ti preoccupare, Ale, tanto ci saranno tantissime altre live. Dopo la Lazio, spazio ai giovani. Non so quanto le conviene, forse solo per la partita con l'Udinese. La difesa prima non prendeva gol, ha cominciato a prenderli da un po', un problema di organizzazione di squadra e non di singoli. Pellegrini è ancora giovane, è normale che non sia continuo. Ma non è un fatto di età, Argo, perché... ehm, ah no, questo ha scritto Paolo, mi sono confuso perché c'hai dell'icona simile. Paolo, non è un problema di età, perché se tu vai a vedere Pellegrini giocava meglio l'anno scorso di adesso. È un problema secondo me che ha incominciato a montarsi un po' la testa, secondo me. Eh, Mentre la difesa prima non prendeva gol, ha cominciato a prenderli da un po'. Penso che il problema principale di questo sia, secondo me, sia Rafael, anche se so che tu intendi che comunque anche con Olsen la squadra li prendeva, però Olsen ti dava una sicurezza in più, parliamoci chiaro. Cioè, fammi fare un breve calcolo giusto per capire una cosa, eh. Allora, noi con Olsen abbiamo preso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 gol. 12 gol. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partite. Con Rafael ne abbiamo presi 3 con la Samp, 2 col Sassuolo e 1 con la Samp in Coppa Italia. Quindi 8 in 3 partite. Alla fine, vedi, che secondo me il problema è Rafael. Ciao Chris! Sì, anche secondo me bisogna dare più spazio a Pinna. Assolutamente bisogna dare più spazio a Pinna. Ciao Francesco! Anche uno col Brescia, Rafa. Ah, ecco, anche uno col Brescia. Ok. E mi sa pure in Coppa Italia col Chievo. Pure in Coppa Italia col Chievo, mi sa. Ha giocato Rafael, giusto? Quindi ne ha presi uno. Cioè, hai... Rafael ne ha preso uno con Lecce. Me lo so dimenticato. 3 con la Samp e stiamo a 4. 1 con la Samp in Coppa Italia e stiamo a 5. 2 col Sassuolo e stiamo a 7. Ah, col Chievo espulso, ok, ok. E quello di Brescia, è vero, è vero. Più che Ciari e Giannis, io sono rimasto molto sorpreso da ragazzo. Tu che ne pensi? Beh. In Coppa Italia c'era Olsen, è vero, Argo, scusa. Errore mio. Errore mio, è vero. Sinceramente rimango ancora cioè, dubbioso su ragazzo perché per carità ha fatto un gol, un assist in Coppa Italia, ha fatto il gol del pareggio contro il Sassuolo, però ci vuole continuità.
ci vuole continuità. È pur vero che la continuità deve essere in primo data da Maran, però bisogna aspettare, secondo me. Sì, sì, me lo ricordo, Cristian. No, sì, abbiamo vinto 2-1 contro il Chievo l'anno scorso in Coppa Italia, perché segnò Ieris per loro e per noi segnò Cerri e Pisacane, mi pare. Se mi sono riusciti a ricordare, mi dovete fare un applauso. Cerri, se non mi sbaglio, segnò il gol dell'1-0 tipo subito, immediatamente. Poi pareggiò il Chievo con Ieris e poi segnò Pisacane. Correggetemi se sbaglio. Ma penso di averci preso. Quanto so forte? Quanto so forte? Ma ce lo vedo secondo in classifica marcatori. Continuasse così. Mamma mia. Mi dovete fare un applauso. Tranquillo Francesco, tanto adesso vado anch'io, quindi vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Mando un bacione. E ci vediamo lunedì con il post partita di Cagliari Lazio, che potrebbe arrivare un po' in ritardo perché non essendo a casa non so quando registrerò il video. Probabilmente quando torno. Non penso che lo registrerò lì. Registrerò lì. Oh, già ho fatta. E niente, dai, raga, ci si becca alla prossima. Bella.